Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, oggi parleremo che la via dello spirito non è per tutti. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di De Garda Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi di Facebook e anche in Telegram. Il link lo trovate qui sotto in descrizione. In Telegram, nel gruppo dei magici arcieri Bertoldini, alle 20:30 lunedì sera, il De Gara Marietto Veneziano coadiuvati da Midas tengono un percorso. Bene, riprendiamo un po' il discorso che il mondo dello spirito non è per tutti. La prima volta che mi sono reso conto di questa cosa era da piccolino, quando a un certo punto mi rendevo conto che riuscivo a vedere alcune volte, non sempre, se alcune persone andavano in buca. E per andare in buca non dico che giocavano a golf, ma proprio andavano a buca al Camposanto. Allora cercavo di fare qualcosa, di evitarlo, e andavo a dire al mio babbo: senti babbo, vedo questo, vedo quest'altro. Il mio babbo mi guardava e mi diceva: senti figliolo, io so che tu puoi vedere queste cose, però non dirle, perché la gente non potrebbe capire e poi dà la colpa a te, che dirà che sei tu che fai accadere. Io non capivo queste cose qua. Andando avanti con l'età mi resi conto che effettivamente quando dicevo qualcosa venivo preso per lo scemo del villaggio, poi quando succedeva il disastro c'era una parte che dava la colpa a me e una parte che mi diceva di risuscitarlo. Ma così non funziona. E il vostro Marietto ci restava sempre male. A un certo punto mi ricordo che a un sub gli dissi qualche giorno prima che sarebbe successo la buca: senti, non andare là. Insomma, questo tipo qui per 2 giorni mi prese in giro. Al terzo o quarto giorno, dopo che successe il misfatto, i suoi amici al pagliaccio del paese, cioè il sottoscritto, mi vennero a chiedere di risuscitarlo. E io chiaramente gli dissi che non ero in grado al massimo di vedere cosa sarebbe potuto succedere solo in alcuni casi. Quindi è chiaro che non tutti possono riuscire a capire che ci sono persone che possono vedere certe cose e fare certe cose e altre no. E quindi mi resi conto, andando avanti nel cammino spirituale, che c'erano anche altri gruppi che facevano di tutto per fare in modo che, ad esempio nel Vecchio Testamento, sparissero alcuni libri. Mi ricordo che da piccolino c'era un gruppo esoterico tremendo che si fa passare per cavalieri di luce, angeli colorati, ha un nome spettacolare sul web, no? Che a tutti i costi voleva togliere dal Vecchio Testamento il Pentateuco. Al che un giorno, ragionando col mio babbo, gli dissi: senti, ma perché non glielo diamo questo benedetto Pentateuco, così la smettono di lasciarci stare? Il mio babbo mi disse: senti, il Padre Eterno l'ha dato noi e noi non lo possiamo dare a nessuno. In più, anche se noi glielo dessimo, questi non possono capire, perché hanno dei cancelli mentali e quindi praticamente a loro non servirebbe a niente. E in più Dio, la Keter, ha deciso di darla a noi e noi ce la teniamo stretta. In ogni caso, se gliela dovessimo dare, non capirebbero niente, non servirebbe niente a loro, perché è scritto in ebraico antico. Morale della favola: non tutti sono destinati, purtroppo, come si suol dire, ad avere aperti questi cancelli, anche perché poi quei pochi che si avvicinano alla Keter e magari sono sul cammino, no? Trovano altre persone che un po' gelose, un po' perché il loro sentire, un po' perché non gli risuona dentro, in altre parole perché non sono per la Keter, li distrae e li porta lontano dalla Keter. In altre parole vengono in un certo senso fagocitati da questi altri gruppi misterici che non vogliono che alcune anime si salvino, perché, come ho già detto in altre pillole, molti andranno nel basso astrale. Riprendendo sempre il discorso del grandissimo Paladino, che era un personaggio e un grandissimo divulgatore di qualche tempo fa, che ha fatto tantissime pillole a riguardo, che un giorno in una pillola parlò senza mezzi termini che molte persone, quando lasceranno questo piano vibrazionale, andranno nel basso astrale e saranno schiavi di maghi neri. Purtroppo il mondo dello spirito, e per il mondo dello spirito non intendo dire il basso astrale, ma proprio il mondo in cui c'è beatitudine e, come si dice, bellezza, quello che in certe religioni viene chiamato samadhi o paradiso
o Keter in altri, o luce divina, non è per tutti. Quindi, cari amici, quando voi siete sul cammino non fatevi distrarre da persone che vi vengono a dire il mio sentire non risuona dentro di me, ma andate dritti, costi quel che costi, perché il premio è bellissimo, ma chiaramente bisogna fare un po' di fatica. Non lasciatevi distrarre dai suonatori di pifferi o di quelli che vi dicono arrivano gli angeli colorati, io canalizzo, io vedo di qua, io vedo di là. Ho visto troppe persone cadere in buca e non poter fare niente proprio per la loro mancanza di conoscenza e, come si suol dire, mentalità stereotipata. Qui è tutto, il vostro Marietto Veneziano ha finito questa filippica. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legarda Marietto Veneziano. Grazie cari amici, alla prossima, ciao.